2 settimane a Pasqua. Dopo un 2018 da dimenticare, il turismo a Venezia torna ad essere un grande volano economico per la città. Il 2018, e quindi l'anno orribile degli albergatori veneziani, sembra essere ormai alle spalle. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa, fa un primo bilancio. Il 2018 è stato un anno orribile per gli alberghi veneziani, soprattutto per quelli di fascia alta. Abbiamo portato, nonostante le presenze siano rimaste le stesse, abbiamo portato una diminuzione di fatturato di circa il 15%. Le cause della flessione sono state ben individuate ed analizzate. È andata male per il fatto che il Comune ha preso dei provvedimenti, a mio modo di vedere, giusti, ma dall'altro lato la stampa internazionale si è accanita contro questi provvedimenti, giungendo addirittura non venite a Venezia, evitate di venire a Venezia, e su questo sono affiancati piuttosto purtroppo alcuni altri movimenti locali che hanno colto l'occasione per fare polemica di carattere politico. I segnali di ripresa dopo il buio si vedono e sarà un inizio di primavera davvero scoppiettante. Pasqua, quest'anno abbiamo il ponte del secolo, abbiamo uno dei più grandi ponti di sempre, perché con pochissimi giorni di ferie gli italiani potranno fare quasi 20 giorni di vacanza. Ci auguriamo che nell'ambito di questi 20 giorni trovino il tempo di venire a Venezia. L'invito degli albergatori veneziani, attraverso le parole di Scarpa, è che in particolar modo gli italiani possano riscoprire la bellezza di Venezia come meta turistica. Purtroppo gli italiani, a causa della crisi economica, sono diminuiti drasticamente. Fino a pochi anni fa erano il 20% delle presenze turistiche nazionali, adesso sono non più del 10%. Speriamo che nonostante la crisi trovino la voglia di venire nella nostra città, perché è una clientela che è sempre stata affezionata e sempre stata molto considerata dai nostri alberghi.